Il progetto Volo d'Angelo in cosa consiste e come è nato? Nasce nel 2008 sensibilizzando il restauro di un angelo, che è un'opera giovanile del Brizzolara, che è custodito nel cimitero di Chiavari e che non è una tomba ma un'opera di, possiamo definirlo un arredo urbano, e che riguarda la valorizzazione e la fruizione turistica dei cimiteri del nostro cimitero monumentale, per portarlo in linea con quello che è un'attenzione sui siti storici di questo tipo, come avviene già a Bologna con la Certosa, piuttosto che a Staglieno, eccetera. Brizzolaro è uno scultore ligure chiavarese, fa parte di una famiglia anche di ebanisti, non soltanto appunto con la vena artistica che è prettamente appunto legata alla scultura, e abbiamo veramente tante opere, per cui il monumento a Vittorio Emanuele e il monumento ai caduti di Piazza Roma è una sua opera di nuovo. Il cimitero non è soltanto un luogo di culto, ma anche un luogo artistico e culturale. Sì, è proprio quello che si sta cercando di diffondere. Abbiamo iniziato per quanto riguarda la Liguria con Genova e poi anche ovviamente la soprintendenza, ma anche associazioni di privati hanno riniziato a occuparsi del cimitero come luogo, percependolo, ritenendolo un luogo di cultura importante. Molto del contributo viene anche dagli stranieri, perché sono loro che ci insegnano a guardare questi luoghi come luoghi di cultura. C'è un turismo di stranieri percepibile, a Staglieno per esempio sono tantissimi pullman di turisti che arrivano, francesi eccetera, che stanno recuperando questo luogo che inizialmente era nato come un luogo di cultura destinato al turismo.